Allora, eccoci qua, siamo ritornati insieme. Vi presento, Tina Cupani è sempre con noi, c'è sempre e ci fa molto piacere, ma adesso è arrivato Giovanni Fabbia, trevigiano di Resana, ex infermiere, pensionato, arriva dal mondo della sanità. Ben arrivato, ben entrato nel team della segreteria. Allora, segretaria, una nuova entrata specializzata come lei, ma non soltanto nel mondo della sanità. È importante, proprio diceva anche il segretario Pegoraro, siamo molto qualificati, molto esperti, ognuno per il proprio ambito, per andare a colpire in modo incisivo, perché poi quando ti relazioni con le istituzioni, che siano le figure apicali che dovrebbero prendere certe decisioni, se non sai le cose, non le hai vissute, è un po' difficile, cioè riescono... È certo che il valore aggiunto è quello, per una come me che è venuta da tutt'altro mondo della scuola, l'esperienza l'ho fatta in campo e quindi in qualche maniera sul mondo della sanità, del sociosanitario ci ho messo la testa perché forza maggiore ho comunque dovuto affrontare tutte queste tematiche che fanno parte proprio dell'azione nostra. Avere invece all'interno della nostra segreteria un collega che viene da quel mondo è fondamentale, perché se tu lo conosci bene quel mondo ti sai anche regolare, sai anche come muoverti, sai anche capire dov'è la criticità vera, dove puoi intervenire, dove invece comunque c'è solo una percezione ma in realtà non è quello il problema vero. Quindi per noi è stato fondamentale acquisire la disponibilità di Gianni e insomma che lui si sia reso disponibile ad entrare in segreteria, perché venire da quel mondo è valore aggiunto, cioè ci dà più forza nella nostra azione. Assolutamente. Segretario, che tipo di esperienza porta lei? Perché comunque ha lavorato tanti anni in un settore particolarmente difficile, critico. Difficile, prima, adesso è difficilissimo. Lo sbarramento l'ha fatto il Covid. Dopo il Covid sono emerse, già la sanità scricchiolava, era da qualche anno che per una serie di motivi, a partire dalla carenza di personale medico, infermieristico, da contratti fatti ogni 7-8 anni, e quindi c'è stato un impoverimento delle risorse umane. Il Covid poi ha aggravato tutto con un deficit della sanità territoriale che noi lo abbiamo appreso, io sono un ospedaliero, non è che sono ospedaliero, però abbiamo avuto un impatto con il Covid, ci siamo accorti della fragilità della sanità territoriale e quindi che comunque aveva, rispetto ad altre realtà nazionali, ha tenuto a un certo qual modo. Ha tenuto nella prima ondata. Prego. Nella prima ondata noi siamo andati bene, nell'ondata primaverile, diciamo così, anche gli ospedali hanno retto. Poi abbiamo visto purtroppo che i dati dall'autunno fino a gennaio, quindi autunno 2020, gennaio 2021, lì abbiamo avuto un impatto importante. Ma mancava personale poi sostanzialmente. Sì. Dall'altra parte, messo lei pensionato, che tutelano i pensionati, questo ha delle ripercussioni molto importanti, perché quando anche la segretaria diceva bisogna parlare di invecchiamento attivo, i nostri telespettatori ci scrivono, parlate di prevenzione, ma come si fa a fare una diagnostica a livello di prevenzione se non sei con l'acqua alla gola, te la mettono straurgente, ma vuol dire che hai già un piede nell'acqua. Esatto, no, per fare un esempio di quello che ci scrivono, adesso ci dirà anche... La conseguenza è un po' anche, parlavo di sbarramento del Covid, perché il Covid ha congelato la sanità. Ci ricordiamo che hanno chiuso gli ospedali. Gli ospedali erano solo per le urgenze e quindi abbiamo accumulato 3 milioni di prestazioni e le code le abbiamo ancora, perché 3 milioni di prestazioni non è, cioè ci vogliono anni per recuperarle. E devo dire qua che grazie al nostro impegno, grazie all'impegno delle segretarie, perché io a quel tempo ero nello staff tecnico, ma ho visto come si sono mossi, come CISL abbiamo chiesto, dopo anche a livello unitario, abbiamo tenuto un tavolo di confronto con la Regione, che purtroppo poi ci ha un po' dimenticato, però abbiamo portato a casa dei risultati, secondo me, secondo noi importanti, perché l'azzeramento delle VID, delle prestazioni a 10 giorni, lo abbiamo ottenuto anche grazie al nostro impegno.
Adesso è chiaro che ci sono ancora tante prestazioni da recuperare, perché poi nel tempo se ne accumulano anche altre. Non è che le richieste si sono fermate, sono andate avanti e quindi... Lei, segretaria, diceva non è solo questione di prevenzione, No, forse è solo quello, e non ribadiamo. Io dicevo che quando noi ragioniamo su prevenzione non ragioniamo solamente su una visita di controllo, anche quello, però prevenzione vuol dire anche una vita sana, vuol dire anche vaccinarsi, vuol dire anche tenersi sempre controllati, quindi essere sempre presenti quando ci sono gli screening, non rinunciare a fare dei controlli. Perché? Perché è importante, noi l'abbiamo sempre visto, c'è una difficoltà oggettiva da parte della sanità a tenere un po' il passo rispetto a tutte queste nuove esigenze che sono conseguenti anche ad una popolazione sempre più anziana. E quindi la nostra prima tutela è quella di cercare di arrivare il più possibile in salute in là con gli anni, quindi la prevenzione significa anche essere sempre presenti in tutte quelle attività che vengono messe in atto dalla Regione. Ci torneremo in autunno a partire dalle vaccinazioni, perché sono fondamentali. No, ma infatti, vaccinazioni, come risponde secondo lei rispetto allo stimolo che c'è alla popolazione, le persone? Le vaccinazioni sono state un mezzo disastro e mi riferisco all'ultima, quella che dovevamo fare a novembre dell'anno scorso. Quest'anno l'influenza ha avuto un impatto importantissimo. Abbiamo avuto, questo territorio ha avuto ricoveri per polmoniti che non vedevamo da anni. Voglio dire, l'influenza, sì, c'era quei 3-4 giorni alla settimana di letto e riposo, però quest'anno abbiamo avuto polmoniti e ancora abbiamo una coda, abbiamo ancora uno strascico primaverile dell'influenza di gennaio e di febbraio che ha avuto, ripeto, quest'anno e purtroppo questo è frutto anche di una scarsa vaccinazione, di una presa di coscienza. Parlo per i nostri assistiti, anche per i nostri amici ultra 65 anni, hanno un po' perso, mentre non avevamo mai avuto percentuali bulgare, perché questa regione purtroppo è un po' scettica su questa cosa. C'è stato di mezzo il Covid, là sappiamo com'è andata le varie prese di posizioni, e devo dire che anche quest'anno, soprattutto chi doveva, i più fragili, ha un po' disertato la vaccinazione con conseguenze importanti. Questo è e sì che ne abbiamo parlato, insomma, ne abbiamo parlato, sì, ci ricorda. Infatti sono state fatte anche delle campagne di sensibilizzazione con autorevoli figure che hanno spiegato. Con dati e con analisi scientifiche che hanno portato comunque ad una lettura chiara dell'importanza delle vaccinazioni. Ci torneremo perché è un modo per difendersi come pensionati, come anziani, perché la vaccinazione è fondamentale, sì. Quindi ci torneremo, non abbandoneremo questo tipo di aspetto e di approfondimento. E l'altro aspetto importantissimo, lo dico perché così leggiamo le vostre mail che ci mandate, sono le dipendenze, segretaria, le dipendenze per gli anziani, per i pensionati soli, che mangiano le pensioni proprio, tipo dal gioco d'azzardo, ma anche dall'alcol, si incomincia con un bicchiere perché ti tira sul morale, e anche tante donne, e questo ci sollecitano di parlarne. Sì, ci torneremo perché il tema, questo è legato anche alla solitudine, infatti. È legato a quella socialità che sta venendo meno e su cui noi dobbiamo assolutamente rimetterci proprio con impegno per portare avanti proposte e progetti anche con la Regione ma anche con i comuni nell'azione che si svolge nella contrattazione, negli incontri che si fanno con i comuni, laddove si cerca di ragionare insieme sui temi che riguardano soprattutto gli anziani. Noi abbiamo i nostri agenti comunali, cioè i nostri pensionati che partecipano agli incontri con gli assessori. Ci torneremo perché lì è proprio prossimità, cioè l'attenzione del nostro pensionato che fa l'operatore sul posto a rappresentare i temi attraverso la lettura proprio dei bisogni. Una volta i centri per gli anziani erano molto più popolati
Con il Covid anche questo modello dello stare insieme si è un po' ridotto, bisognerebbe, e so che molti comuni li stanno rimettendo in piedi perché stare insieme aiuta anche a prevenire queste dipendenze. Infatti. Come dicevo, non è solo da gioco, da alcol, e quindi noi siamo particolarmente attenti a questo. Questo fa parte delle tantissime tematiche che voi avete tirato fuori durante il mandato precedente, le riprenderete con questo nuovo mandato, questa nuova segreteria, e poi un'attenzione particolare, che tanti ci seguono, sappiamo benissimo, gli over 80, che sono coloro che hanno difficoltà a partecipare a quei ritrovi da parte organizzati dai comuni, quei convegni, quei momenti di incontro, ma seguono appunto tanto la televisione effettivamente. E quindi hanno bisogno di sentire dei consigli, avere un supporto vicino, sapere che telefoniamo all'FNP, CISL, ci dà una risposta. Anche stamattina è successo, quindi succede, e noi quello che facciamo la nostra parte. E basta che ha una chiamata. Assolutamente, noi ci siamo, rispondiamo sempre e comunque, voglio dire, magari non abbiamo subito le risposte pronte perché anche noi siamo, però insomma ci siamo e richiamiamo, insomma, quindi. Ecco, quindi questo è per non sentirsi soli. Non è un telefono amico, ma dà delle risposte, delle problematiche concrete, proprio in virtù della grande specializzazione acquisita nell'ambito delle segreterie con le varie persone, a livello territoriale e regionale. Un'ultima cosa, segretaria con questa nuova squadra, in parte rinnovata, in parte già confermata, che cosa vi proponete come prima cosa a cui lei sta particolarmente a cuore? Questo sarà un mandato pieno per lei. Beh, noi siamo particolarmente attenti a tutta la filiera della cura. Abbiamo detto che è legata ai servizi territoriali che noi pretendiamo siano più presenti a livello di Regione Veneto, quindi case di comunità, presa in carico della persona, attenzione ai temi della solitudine, attenzione ai temi anche dell'abitare solidale, quindi tutto quello che riguarda l'anziano a 360 gradi. Io la ringrazio anche lei naturalmente, ringraziamo tutta la segreteria che poi si è impegnata, sono stati mesi di lavoro incessanti, parecchi, abbiamo lavorato molto. Esatto, sia a livello territoriale ma anche a livello nazionale, perché poi certi temi sono stati ribaditi anche a livello nazionale, perché da una parte c'è la competenza della regione, dall'altra sono le istituzioni nazionali che possono fare qualcosa. Ne parleremo ancora, svilupperemo le varie tematiche. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, a presto.